Chi costruisce muri ne resta prigioniero. Così il Papa nel viaggio di rientro dal Marocco. Nella messa conclusiva del viaggio apostolico ha invitato a non cadere nella tentazione dell'odio e della divisione. Il Tigullio sia unito per non inaridire. È l'auspicio del Vescovo al termine del convegno sul turismo organizzato nell'ambito della visita pastorale. Ieri mattina la visita ai luoghi colpiti dalla mareggiata. Più servizi e più attenzione alla famiglia del territorio. La strada per un turismo sostenibile è individuata nel dibattito di Santa Margherita Ligure organizzato dalle parrocchie. Sullo sfondo un turismo che sta cambiando. Basket, nei quarti di play-off del campionato di Serie D maschile, la Val Petronio Casarza Ligure vince il derby con il Villaggio Basket per 73-63 e prosegue la corsa verso la promozione. Buongiorno ai telespettatori di Tigullio oggi. Il Papa in apertura nel nostro telegiornale. Fenomeno migratorio e dialogo interreligioso sono i due temi affrontati da Francesco sul volo di rientro dal viaggio apostolico in Marocco. Sull'accoglienza dei migranti il Papa ha lanciato un appello all'Europa e ha invitato tutti a imparare dalla storia. Sentiamo. Chi costruisce muri ne resta prigioniero, i costruttori di ponti invece vanno avanti. Torna sul fenomeno migratorio il Papa, incalzato dalle domande dei giornalisti sul volo di rientro da Rabat. Rispondendo ad una corrispondente spagnola che ha ricordato la costruzione in Marocco di 2 barriere con le lame per impedire il loro superamento, Francesco ha ammesso di aver pianto per così tanta crudeltà. Mettiamo ponti nei porti, non è questo il modo di risolvere il grave problema dell'immigrazione, ha spiegato. Un governo deve risolverlo altrimenti umanamente. Il Papa ha citato una frase del politico greco Alexis Tsipras: i diritti umani vengono prima degli accordi, e sottolinea queste parole meritano il premio Nobel. Il Santo Padre ha proseguito con un accenno alla storia del secolo scorso. Vedo che tanta gente di buona volontà, non soltanto cattolici ma gente buona, è un po' presa dalla paura, che è la predica usuale dei populismi. Si semina paura e poi si prendono delle decisioni. La paura è l'inizio delle dittature. Il Papa ricorda quindi la Repubblica di Weimar, la necessità di un'uscita della Germania e l'avvento di Hitler e afferma: conosciamo il risultato, impariamo dalla storia, perché questo non è nuovo. Seminare paura e fare una raccolta di crudeltà, di chiusure e anche di sterilità. Accogliere con il cuore aperto invece vuol dire accompagnare, promuovere ed integrare. Infine, il Papa ha espresso soddisfazione per il viaggio in Marocco, un cammino che ha gettato le basi per frutti promettenti, un dialogo che incontrerà ancora difficoltà, ammette, ma è bello seminare la speranza, andare per mano sempre avanti. Un dialogo non costruito in laboratorio, ma con la mente, il cuore e le mani, ed è così che si firmano dei patti. Francesco ricorda quindi il comune appello su Gerusalemme, un passo avanti, fatto non da un'autorità del Marocco o del Vaticano, ma da fratelli credenti che soffrono vedendo questa città della speranza che ancora non è così universale come tutti vogliamo. E torniamo ora sulla visita al Marocco. Ieri pomeriggio il Papa ha celebrato la messa a Rabat. La ricchezza del cristiano, ha detto, è partecipare alla compassione del Padre. Siamo tutti figli amati, non è giusto classificare le persone in base alla loro condizione morale o sociale. La sintesi nel servizio. Non bisogna cadere nella tentazione dell'odio e della divisione. Contemplando il cuore di Dio possiamo vivere da fratelli e non da nemici. È uno dei passaggi forti dell'omelia del Papa nella messa conclusiva del viaggio in Marocco. Francesco parte dalla parabola del figlio al prodigo. C'è il ritorno del figlio perduto, la compassione del padre, l'irritazione del fratello. Per il Papa qui c'è il mistero della nostra umanità. Da una parte la gioia per il figlio ritrovato, dall'altra l'indignazione perché si festeggia il suo ritorno. Da un lato l'ospitalità per colui che era perduto, dall'altro la collera perché si è dato spazio a chi non era degno di quel gesto d'amore. Ci minaccia sempre, dice quindi Francesco, la tentazione di credere nella vendetta per ottenere giustizia in modo rapido ed efficace. Però l'esperienza dice che l'odio, la divisione e la vendetta non fanno che uccidere l'anima della gente, avvelenare la speranza dei figli, distruggere e portar via tutto ciò che amiamo. Soltanto guardando a Dio, questo l'invito, riusciremo a superare le miopi logiche di divisione e saremo capaci di raggiungere uno sguardo che non pretende di oscurare o smentire le nostre differenze, cercando un'unità forzata o l'emarginazione silenziosa.
Questa è la più grande eredità e ricchezza del cristiano, spiega ancora il Papa, perché invece di misurarci o classificarci in base ad una condizione morale, sociale, etnica o religiosa, possiamo riconoscere che esiste un'altra condizione che nessuno potrà cancellare né annientare, dal momento che è puro dono, la condizione di figli amati, attesi e festeggiati dal Padre. Non cadiamo dunque nella tentazione di ridurre la nostra appartenenza di figli a una questione di leggi e proibizioni, di doveri e di adempimenti, conclude il Santo Padre. La nostra appartenenza e la nostra missione non nasceranno da volontarismi, legalismi, relativismi o integrismi, ma da persone credenti che imploreranno ogni giorno con umiltà e costanza: venga il tuo regno. E veniamo adesso in diocesi. Nel corso della visita pastorale alle comunità d'ambito di San Michele di Pagana, San Margherita Ligure e Portofino, il Vescovo ieri ha visitato i luoghi colpiti dalla mareggiata a San Michele e ha partecipato al convegno organizzato dalle parrocchie e dell'Ufficio Pastorale del Lavoro sul tema del turismo sostenibile. Un appuntamento che si è concluso con l'auspicio da parte di Monsignor Tanasini al consolidarsi di una unità fra tutti i territori e le istituzioni del Tigullio. Sentiamo. Un territorio bellissimo e fragile che sta ripartendo, ma non si è lasciato tutto semplicemente alle spalle. Dalla mareggiata di fine ottobre è scaturita una consapevolezza nuova. È quanto emerso nel corso della visita pastorale di Monsignor Tanasini, che ieri mattina ha toccato San Michele di Pagana. La mattinata è iniziata con un percorso nella piazzetta in riva al mare con la visita ai luoghi colpiti dalla mareggiata. La passeggiata, oggetto di lavori che si concluderanno prima di Pasqua, e le attività commerciali ormai tutte aperte. I titolari sono fiduciosi su una piena ripresa già per i ponti primaverili. Nel suo percorso Monsignor Tanasini è stato accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale, Mentore Campodonico, dall'amministratore parrocchiale di San Michele, Don Paolo Zanandreis, e da alcuni laici della parrocchia. Nel pomeriggio il convegno a Villa Durazzo sul tema del turismo sostenibile a 5 mesi dalla mareggiata e a fronte di mutamenti climatici. Un appuntamento organizzato in collaborazione con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale del Lavoro. Nel dibattito è emersa la necessità di una stretta collaborazione fra enti pubblici, privati e operatori del settore, parti sociali, nell'ottica di riscoprire la bellezza del territorio per poter generare processi utili ad una crescita occupazionale urgente e necessaria. Un punto questo ripreso da Monsignor Tanasini nelle conclusioni. Qualcuno mi ha fatto osservare che troppe volte ci vogliono i disastri per creare solidarietà. Ci vogliono i grandi eventi distruttivi per attirare l'impegno comune, che normalmente tendiamo ad essere individualisti, sia come persone, sia come comunità. Troppo spesso una estranea all'altra. La Chiesa chiavarese, ha aggiunto il Vescovo, ha in questo tempo un indirizzo preciso, quello di promuovere incontro, comunione, sostegno reciproco e solidarietà fra le comunità. Bene, mi auguro che questo impegno sia anche di profitto per la comunità civile, per la comunità degli uomini, che si riesca finalmente a pensare un Tigullio che fa sistema, un Tigullio che è capace di unire le forze, di distribuire le possibilità di intervento in un'armonia che certamente, a mio avviso, è condizione perché questo Tigullio così bello non inaridisca. Intanto il territorio guarda ormai alla data del 6 aprile, giorno della riapertura della strada fra Santa Margherita Ligure e Portofino, che è diventata un po' il simbolo dei danni della mareggiata. Un territorio fragile e bellissimo che ormai vive di turismo e deve puntare su questo per generare lavoro e frenare il calo demografico. Di tutto questo si è parlato nel corso del convegno sul turismo sostenibile organizzato dalle parrocchie. Puntare sui gioielli naturalistici e culturali e sui servizi per far crescere il Tigullio con la consapevolezza nuova scaturita dalla mareggiata di fine ottobre. Nel convegno sul turismo sostenibile organizzato a Santa Margherita, il racconto della drammatica notte del 29 ottobre da parte del comandante della Capitaneria di Porto Antonello Piras. Il delegato al turismo di Confindustria Tigullio, Andrea Fustinoni, ha descritto come sta cambiando il turismo fra nuovi potenziali clienti e social media. Parlavamo fino all'altro ieri dei millennials
millennials, adesso si parla invece della generazione Z, che è la generazione che va tra i 9 e i 16 anni e che è una generazione che si sta allontanando dai social, sta prendendo più coscienza anche di quella che è la fragilità del pianeta. Se mantiene queste sue caratteristiche che sono già oggetto di studio, sarà una generazione che chiederà comunque non soltanto determinate messe in sicurezza su quello che è l'ambiente, ma soprattutto tenderà a scegliere di vivere un'esperienza a stretto contatto con la natura. La bellezza del territorio è tale che talvolta non la si vede nemmeno più, dunque occorre consapevolezza e amore. Quanto noi amiamo, quanto noi siamo consapevoli del suolo in cui mettiamo i piedi, dei quadri e delle sculture e degli affreschi, di questi luoghi bellissimi in cui siamo chiamati a vivere. È un dono comunque, no? Provvidenziale, siamo nati qui, siamo qui, ci troviamo come anelli di una catena, a cercare, ognuno per la sua vocazione, ognuno per il suo carisma, ognuno per il suo essere, a tenere assieme questo territorio che è fragilissimo. Creare occupazione a partire dalla bellezza, trovando strade di collaborazione fra pubblico e privato e incentivando forme di residenzialità che sottraggano quote di mercato immobiliare agli affitti turistici per restituirli ai residenti e puntando così sulle nuove forme di lavoro oggi possibili. E questo potrebbe essere una soluzione anche per il futuro, cioè quello di ripopolare i nostri comuni con persone che scelgono i nostri comuni per la qualità della vita che abbiamo. Ovviamente per avere questo dobbiamo avere per esempio una mobilità, quindi dei servizi, i tempi di percorrenza di un treno tra Milano e Genova e ancor peggio tra Genova e Santa Margherita e Rapallo sono gli stessi, se non peggio, di 30-40 anni fa. Grande successo per la Fiera di Primavera organizzata a Sesti Levante da ANVA Confesercenti e dal Consorzio Mercati del Mare. Migliaia di persone hanno preso d'assalto gli 80 banchi allestiti lungo Via Nazionale e i negozi dei commercianti in sede fissa che hanno aderito. Grande spazio anche al cibo con le tipicità del territorio. Eventi come questi servono a rivitalizzare le città e valorizzare le produzioni locali, è il commento di Daniele Mignacca, coordinatore di ANVA Tigullio. Ringraziamo il Comune di Sesti Levante e il Consorzio dei Mercati del Mare per la collaborazione e confidiamo di replicare iniziative simili anche in altre città. Cinghiali, caprioli, daini, come comportarsi per contenere la diffusione di queste specie e scongiurare danni gravi e incidenti è il tema dell'incontro che la cooperativa Olivicoltori Sestresi organizza per questo pomeriggio alle 15:30 nella sede di Valle Ragone a Sestri Levante. Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la giornata per la consapevolezza dell'autismo istituita dalle Nazioni Unite. A Chiavari si svolgerà in Blu verso il Blu, un'originale passeggiata attraverso la città organizzata dall'Isola che c'è, realtà psicoeducativa residenziale diurna per adolescenti con autismo a cura dell'area sociosanitaria del villaggio del ragazzo e attiva al centro Benedetto Acquarone. Il corteo partirà alle 10:30 da Piazza Matteotti per raggiungere Piazza Gagliardo e coinvolgerà i ragazzi con autismo, operatori delle diverse strutture sociosanitarie, studenti e insegnanti delle scuole superiori di Chiavari, rappresentanti dell'ASL 4 e del Comune di Chiavari. E anche ATP darà il suo contributo in occasione della settimana che va a iniziare oggi e che in Liguria si concluderà con l'evento di domenica 7 aprile a Genova Caricamento. In collaborazione con l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, a bordo dei bus di linea verranno affisse vetrofanie dedicate all'iniziativa in corso. Linea adesso alla nostra rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie e servizi di sport. Il Corriere della Sera titola richiamo di Conte ai ministri, Fontana della Lega e 5 Stelle ci coprono di insulti, decidano se governare ancora con noi, il capo dell'esecutivo chiede più sobrietà e generosità e Tria difende le banche, attaccarle mina il paese. Vediamo
un Tria con il Canocchiale, eppur si muove, Confindustria PIL è fermo. L'ira del Premier, basta giochini, queste sono i retroscena sulla presa di posizione di Conte, e poi foto intime di Bezos, spionaggio saudita per poterlo ricattare, l'intreccio con il caso Khashoggi. E poi Slovacchia, l'avvocata Zuzana Kaputova, 45 anni, è stata eletta presidente della Slovacchia, il fronte di Visegrad rotto da una europeista. La TV pirata dei clan ha 2 milioni di clienti, il business del calcio. All'interno del quotidiano Corriere della Sera, mettiamo un ponte ai porti, non si lascia affogare la gente. Il pontefice di ritorno dalla visita in Marocco, la paura è la predica del populismo, chi costruisce i muri ne resterà prigioniero. Siamo sul secolo XIX, appunto anche qua la notizia, Bergoglio ho pianto per quei muri antimigranti, ma poi la principale notizia della prima pagina è Tria, crescita zero per l'Italia, Conte lo gela, la manovra è sua. L'analisi di Carlo Cottarelli, credito e DEF, così il Colle tutela le regole. Il retroscena, BlackRock punta su Carige ma vuole che sia ripulita dalle sofferenze, cioè dai crediti deteriorati. 2 miliardi spesi in 10 anni, gli affari opachi dei russi in Italia, sospetto riciclaggio, e poi c'è il turismo ligure che cambia, abitudini, meno hotel e più letti. A Chiavari, strade pericolose, tolleranza zero, andiamo a vedere appunto nel Levante la tolleranza zero per chi si distrae a incroci più illuminati, polemiche dopo gli incidenti di via Parma e via Le Casman, nel mirino soprattutto i cellulari, il comandante della Polizia Municipale Bisso dice adesso basta, pronte nuove pattuglie di vigili in Borghese per colpire chi guida usando il telefonino. Ancora dal secolo XIX, lavoro e turismo dopo la mareggiata, le vie da percorrere per ripartire a Santa Margherita Ligure, Ascon, Confindustria, Capitaneria, Soprintendenza e Monte. Ieri confronto a Villa Durazzo, a 5 mesi dal disastro all'interno della visita pastorale del Vescovo in questo territorio, e il Vescovo visita anche San Michele di Pagana, qui a San Michele, per dare sostegno. Andiamo a leggere una notizia sul nostro sito teleradiopace.com. Il Rotary Club Rapallo Tigullio ha organizzato una serata a sostegno dei pescatori professionisti del Levante Ligure danneggiati dalla mareggiata. 4.000 euro sono stati consegnati al sindaco di Portofino Matteo Viacapa per la cooperativa pescatori del Borgo. La somma raccolta durante il concerto benefico tenuto da Amedeo Solimano è stato devoluto dal Rotary Club Rapallo Tigullio, Chiavari Tigullio e Portofino. La serata è stata aperta da una relazione del presidente dell'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure sul ruolo della Capitaneria di Porto nella serata della mareggiata. Andiamo adesso in redazione, pronto Maurizio Garrefa per gli aggiornamenti. Grazie Andrea, un saluto a tutti. I dipendenti della Liguria del banco BPM chiedono che l'azienda rimborsi integralmente tutti gli investitori coinvolti nella truffa dei diamanti venduti a prezzi gonfiati. I lavoratori, per ora riuniti in 3 assemblee con non meno di 200 partecipanti, hanno dato mandato ai sindacati di indire la mobilitazione supportata anche da una manifestazione pubblica. La vicenda della commercializzazione dei diamanti ha coinvolto 4 gruppi bancari italiani, di questi scrivono i dipendenti in un comunicato, soltanto Banco BPM non si è ancora reso disponibile al rimborso integrale delle somme investite dai propri clienti. Questa situazione ha duramente colpito l'immagine della banca e dei lavoratori. Per questa ragione questi ultimi invitano tutta la clientela a chiedere con forza che la banca si assuma le proprie responsabilità anche economiche rispetto a quanto accaduto. È tutto, a te Andrea. Grazie, apriamo adesso la pagina dello sport, iniziamo dal calcio, la Lega Pro, ore di attesa per i tifosi biancocelesti che questa sera alle 20:45 allo stadio Silvio Piola di Novara incontreranno i padroni di casa nel posticipo della 33esima giornata di campionato. La Virtus Entella, reduce da 3 pareggi, deve tentare di fare il risultato pieno per mantenere il primato in classifica. Alle sue spalle infatti hanno accorciato le distanze le dirette inseguitrici Pisa e Piacenza, battendo Albissola e Alessandria. In Serie D, sconfitta in zona Cesarini per la Lavagnese che ieri al Rivoli ospitava la Folgore Caratese. La partita è terminata 4-3 per gli avversari. Bianconeri in vantaggio al 26esimo del primo tempo con Di Pietro, vengono agguantati dagli avversari al 29esimo con Gioè. E ancora Di Pietro a portare in vantaggio i padroni di casa al 38esimo e Oneto sigla la rete del 3-1. Ma prima che l'arbitro mandi le squadre negli spogliatoi, la Folgore Caratese accorcia le distanze con Carbonaro. Nella ripresa al 6°
minuto di gioco Gioè porta il risultato sul pareggio. Allo scadere del secondo tempo, al 46esimo, la rete del definitivo 4-3 porta la firma di Daiane. La Lavagnese resta a 36 punti, mentre la Folgore Caratese allunga e sale a quota 39. Pareggio a reti inviolate invece per il Sestri Levante, che ieri affrontava in trasferta la Sanremese. Un punto per la squadra di mister Celestini, ora appaiata alla Lavagnese. E parliamo di basket, Serie D maschile. Nei quarti di finale dei play-off la Valpetronio Casarza batte il Villaggio del Ragazzo per 73-63. Prosegue il suo cammino sulla strada della promozione. Vediamo. Un commento a questa partita molto combattuta fino alla fine. Abbiamo preparato la partita su 3 cose, su 3 aspetti, e finché abbiamo seguito il piano partita siamo riusciti a tenerli. Sappiamo che loro in casa sono una squadra molto forte perché è un campo abbastanza difficile. Siamo riusciti a contenere parzialmente i loro punti forti, poi però devo dire la verità che abbiamo fatto anche qualche errorino, soprattutto in marcatura su Bottaro, dovevamo stare più vicino. Bottaro lo reputo il giocatore più forte di questa Serie D come playmaker, per cui è stata una bella partita. A me piacciono allenare queste partite perché penso siano partite belle, di cuore, per cui sono dispiaciuto per i ragazzi perché sono stati proprio bravi oggi, peccato. Come ha vissuto questo derby, Presidente? È abbastanza nervoso, tirato, però un po' di soddisfazioni ci sono. I ragazzi comunque continuano a dare il massimo, a giocare, anche se andiamo lunghi col campionato e sarà difficile continuare a tenere questi ritmi. È la parte più dura adesso, è un campionato nel campionato, tirare fuori tutto quello che si ha per riuscire a finire ovviamente nel miglior modo. Un vero derby, nei derby non si può mai dare niente per scontato, nonostante eravamo comunque favoriti sulla carta. Il Villaggio ha fatto una partita molto intensa e ci ha messo in seria difficoltà. Per fortuna poi con qualche giocata individuale nel secondo tempo siamo riusciti ad andare avanti e a chiudere la partita come volevamo, diciamo. Qual è stata la chiave secondo te? Ma sicuramente come sempre l'intensità difensiva, che è la nostra forza, e poi qualche giocata individuale di Bottaro nel terzo quarto e di Callea nell'ultimo, che sicuramente ci hanno fatto prendere il largo. E chiudiamo con la vela. Si sono disputate nel fine settimana le regate del 23esimo trofeo Città di Rapallo e del trofeo Rapallo Superstar, organizzate dal Circolo Nautico di Rapallo. 2 stupende giornate di sole e di mare calmo insieme al vento giusto hanno accompagnato lo svolgimento della manifestazione. Grande partecipazione di atleti con 30 barche. Premi al primo classificato nella categoria imbarcazioni classiche Fabio Mangione, alla prima classificata della categoria femminile Francesca Lodigiani, al primo classificato della categoria Master Filippo Ianiello e Supermaster Elio Dondero. Il trofeo Rapallo Superstar è andato al primo classificato nella combinata con le regate del Città di Rapallo, Enrico Negri della classe Dinghi 12 e a Fabio Mangione per i Dinghi classici. Questa notizia conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.